Il comune di Agrigento prova a fronteggiare l'emergenza rifiuti come meglio può. Secondo quanto fanno sapere da Palazzo dei Giganti, da oggi sono attivi nuovi servizi di raccolta per le zone non servite, in particolare Contrada Petrusa, Offamilio, Bivio Ioppolo, Fondacazzo e Gibisa. Un mezzo inizierà la raccolta porta a porta per rimuovere i cumuli di spazzatura da giorni abbandonati lungo le strade. Riprenderà regolarmente la raccolta porta a porta dell'umido per gli esercizi di ristorazione 3 giorni a settimana e su richiesta da concordare con l'Ufficio Sanità ed Ecologia del Comune. Sarà attivo a partire da lunedì un servizio per la raccolta dei sacchetti sparsi nel centro abitato. Situazione destinata a tornare alla normalità nel comune empedoclino, dove è ripresa la raccolta dei rifiuti che avevano invaso le arterie della città marinara, dopo il lungo stop per protesta degli operatori ecologici in credito di diverse mensilità. L'abbondante pioggia ha completato l'opera di pulizia iniziata di buon mattino dai lavoratori che sono tornati in attività ed il sindaco della città marinara, Ida Carmina, ha voluto pubblicamente ringraziare l'arciprete della chiesa Don Leo Argento per il ruolo delicato assunto sulla vicenda degli operatori ecologici a seguito dello sciopero, sbloccando di fatto la situazione che consentirà quanto prima il pagamento degli arretrati ai lavoratori. Situazione ancora difficile invece a Lampedusa. L'isola è stracolma di rifiuti. Nei turbini nella giornata di ieri e di oggi hanno incrociato le braccia dando vita ad uno sciopero. I lavoratori sono senza stipendio da circa 6 mesi.